Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Questa alle mie spalle è la croce di vetta del Col dei Moi, a quota 1358 metri circa, qui nelle Prealpi Venete. Oggi mi trovo in compagnia del buon Stevie, che dopo 2 anni una rimpatriata si poteva anche fare. E niente, abbiamo improvvisato un po' sta uscita così in un pomeriggio, il sole sta già calando e quindi adesso ce ne scappiamo giù, insomma, prima che faccia buio. A dopo. Più o meno ci mancano gli ultimi 100 metri di dislivello, ma quest'ultimo pezzo qua è bello infame. Comunque adesso la cima è qua su e da qua possiamo già vedere il vallone scuro dove siamo stati e il cordon del Gevro con il bivacco dei Lof. Le Prealpi sono sempre una bomba, tanta roba qua. Giusto con l'ora del tramonto siamo arrivati qua su sulla croce di vetta, è spettacolare. 1358 metri, ma una vista sulla pianura e su tutte le Dolomiti dietro che è qualcosa di incredibile, veramente una figata. Ci abbiamo messo circa un'ora e mezza e 500 metri di dislivello, non è un granché, ma piuttosto che stare a casa di sabato pomeriggio meglio così. Va bene, dai, noi ce la godiamo ancora un attimo e poi si scende che inizia a fare freddo. Boh, visto quelle quasi carne valte, offre una frittata. Grazie. Una frittella. Grazie. C'è un tramonto che è una meraviglia. Guarda che roba. Spaziale. E approfitto di questo posto super per ringraziare tantissimo i ragazzi di Oxigo che hanno scelto di supportarmi nelle mie avventure. Oxigo è un'azienda trentina che produce abbigliamento tecnico, nello particolare intimo, termico e calze, e appunto mi hanno fornito ben 4 paia di calze tecniche, una ce l'ho addosso, e il mio immancabile cappellino accessorio senza il quale non so stare. Calze veramente ben fatte con dei gradienti di colori super belli, rinforzi fatti al posto giusto e niente, però mi riservo del tempo per finire di testarle e poi ve ne parlerò un po' più nello specifico, insomma.
Adesso noi qua si scende perché la luce inizia ad andare giù, quindi prepariamo le frontali e un'oretta dovremmo arrivare alla macchina. A dopo. Certo che il passo Praderadego così col buio, sì, con imbrunire, con un po' di nevischio e il silenzio che c'è è veramente magico, meraviglioso. Siamo praticamente arrivati alla macchina ormai, ma che bello, sabato di quelli diversi dal solito ma super belli. Che figo. Bene, e anche questa avventura sul Col dei Moi è arrivata a conclusione. In totale circa 6 km per 520 metri di dislivello, non un granché, ma per riempire un sabato pomeriggio al bacio. Io vi ringrazio di essere stati con noi, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!